esaurite le primarie del PD, Bersani rilancia, dice Berlusconi vuole tornare in campo, io sono pronto a sfidarlo, ma ci sono tanti in campo. E allora saluto collegato con noi in diretta Antonio Di Pietro, leader dell'Italia dei Valori. Oggi, domani chissà, visto che si parla anche di un restyling pure per il suo partito, per il suo movimento. Buon pomeriggio Di Pietro. Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Come vede siamo qua. Anche noi siamo qua Di Pietro, e allora le chiedo subito che cosa ne sarà dell'Italia dei Valori. Alcuni come Donadi se ne sono andati, tra pochi giorni ci sarà l'appuntamento per ridefinirlo, no? Il vostro movimento, insomma starete con il PD, non ci starete, cambierete nome, ci dia le ultimissime novità. Come sempre accade a fine legislatura, ognuno prende la sua strada, ma si vedono quel che vanno, non si vedono quel che vengono. E l'Italia dei Valori è una formazione politica che si è impegnata molto in questi anni. Vorrei ricordare, è l'unica formazione politica che in questi 5 anni di legislatura ha fatto opposizione, dapprima al governo Berlusconi ed ora al governo Monti. Rappresenta quindi quella parte del Paese che non ci sta su queste leggi e provvedimenti così come vengono presi, perché riteniamo che siano leggi iniqui. Per far quadrare i conti si fanno pagare i conti ai più deboli e ai più onesti. Per questa ragione abbiamo dato, e ribadisco per rispondere direttamente alla sua domanda, la disponibilità a partecipare non solo a un voto di protesta, come fa il Movimento 5 Stelle, ma a partecipare attivamente a quella coalizione che ha come obiettivo far quadrare i conti, ma farlo pagare questa volta a chi non li paga o a chi è più giusto che li paga. Allora, se ho ben capito Di Pietro, voi starete con Bersani che parla appunto di allargare a tutta l'area del centro-sinistra, se Bersani taglia con Monti, altrimenti andrete per i fatti vostri? Più che taglia con Monti, taglia con questi provvedimenti che stanno tagliando la testa ai cittadini. Lei sa, credo, sappia meglio di me, non so se è sposato o meno, che per sposarsi bisogna essere in due e soprattutto bisogna essere d'accordo, perché altrimenti che matrimonio è? Anche per fidanzarsi. Allora, stabilito questo, noi dell'Italia dei Valori siamo una formazione politica che in questi anni siamo stati l'unica coerente in Parlamento a porci in alternativa a quelle politiche e l'unica coerente che porta avanti un suo disegno di legge. Mentre stiamo parlando ci sono centinaia di banchetti in giro per l'Italia con cui stiamo raccogliendo un grappolo di referendum, 4 in totale, 2 in favore del diritto al lavoro sull'articolo 8 e l'articolo 18, cioè la riassunzione di coloro che vengono illegittimamente licenziati, e cioè un minimo di contratto nazionale senza ritornare al Medioevo. Dall'altra l'eliminazione del doppio stipendio ai parlamentari e del finanziamento pubblico. Come vedete, quindi noi abbiamo una linea ben precisa e determinata che portiamo dentro e fuori il Parlamento. Il Partito Democratico ha fatto le primarie che noi abbiamo rispettato, sono primarie importanti, sono state anche un momento di democrazia partecipata che riteniamo sia stata una grande lezione di partecipazione a cui tutti dobbiamo dare rispetto. Adesso c'è un candidato premier, questo candidato premier deve dire, per esempio, con riferimento a queste 4 questioni che abbiamo posto, da che parte sta, se proseguirà le politiche di Monti o si porrà in alternativa adesso. A me pare che la stragrande maggioranza degli italiani, dopo l'esperienza Monti, sta peggio di prima, forse allora bisogna cambiare parametri. Molto chiaro Di Pietro, ma voi come Italia dei Valori che fine fate? Il 15, se non sbaglio, dicembre avete questo grande incontro per decidere del vostro futuro, del vostro nome. Una parte di esponenti sono andati via, Donadi, insomma, che era un esponente importante, capogruppo alla Camera, se n'è andato e si è avvicinato, comunque lui senza se senza no, a Bersani. L'Italia dei Valori ci sarà ancora alle prossime elezioni o si chiamerà in altro modo, sarà qualche altra cosa? Ce lo può anticipare questo? L'Italia dei Valori sicuramente c'è e ci sarà, e io mi sento come quel padre che ha fatto nascere e ha allevato un partito politico che finalmente, dopo anni con cui l'ho accompagnato prendendolo per mano, oggi a partire dal 16 dicembre attraverso un processo rifondativo vogliamo portare a camminare da solo, ed io devo essere orgoglioso di questa creatura che lavora all'interno del centrosinistra o comunque all'interno di un'area che dia più uguaglianza, no? Insieme alle più libertà. Libertà e uguaglianza devono essere 2 parametri che devono
combaciare fra di loro e non la libertà di fare quel che ti pare sulle spalle degli altri. Ebbene, in quest'ottica il Partito Italia dei Valori c'è e ci sarà, e come si dice dalle mie parti, solo ben accompagnato, a seconda che si può costruire un'alleanza programmatica e non solo per fare numero per andare in Parlamento. Ecco, fare numero e andare in Parlamento. I sondaggi però vi danno in forte calo, l'1,5%, quelli più severi delle ultime ore. Così rischiate di non starci però in Parlamento. È preoccupato? Io ho letto in 2 giorni 2 sondaggi, a distanza di 8 ore uno dall'altro, uno che c'è dal 5,4 e uno all'1,5. E evidentemente qual è il vero? io preferisco comportarmi come quella persona che sta in mezzo al mare e deve arrivare a riva e sente quello che gli sta a fianco, che dice: ce la facciamo o ce la facciamo? Gli rispondo: nuota fratello, nuota. Lei preferisce nuotare. Senta, per qualche giorno non ha nuotato, è stato piuttosto lontano dalle telecamere, insomma dagli avvenimenti pubblici. Qualcuno aveva detto c'era stata un'uscita di scena, un appannamento di Berlusconi e parallelamente anche di Di Pietro. Adesso torna Berlusconi o dice che tornerà e ritorna anche Di Pietro. I vostri destini sono così intimamente legati? Politicamente. Il destino mio era legato, glielo dico col cuore in mano perché è andato tutto bene. Il destino mio era legato a mia moglie che ha dovuto fare un delicato intervento, sta molto bene adesso e quindi sono felice per questo. Questo ci dispiace, insomma, ma siamo contenti appunto. No, che dispiace, adesso... dobbiamo essere contenti, è andato tutto bene. Ci dispiace che lei abbia avuto dei problemi personali, siamo contenti appunto che tutto sia andato meglio, però alla risposta su Berlusconi, alla domanda su Berlusconi non mi ha risposto. Guarda, io pensavo, con tutto il rispetto per gli altri, pensavo alla mia famiglia in quel momento, alla sua domanda. Io non so cosa farà Berlusconi, se si ricandiderà o meno. Io personalmente sto dall'altra parte, in quanto ritengo che egli, quando è stato al governo e comunque la sua politica sia stata molto incentrato su provvedimenti che gli servivano come persone e come gruppo imprenditoriale. Soprattutto io sono dall'altra parte sul piano politico programmatico. Io ritengo, ma più che Berlusconi, Monti, perché Monti non è diverso da Berlusconi, al di là di cosa fa di diverso la sera. Monti, voglio dire, è in Loden, ma fa gli stessi provvedimenti che ha fatto Berlusconi, vale a dire cerca di far quadrare i conti prendendo dove è più facile prendere e dove non è facile. Addirittura è arrivato a fare la legge di stabilità, vorrei segnalarle soltanto questo, la ex legge finanziaria. Bene, i sindaci minacciano di mettersi in massa, i presidenti delle regioni di fare conflitto di attribuzione con la regione, ogni giorno c'è uno sciopero di tutti contro tutti, c'è un'evidente situazione in cui in quest'anno di governo Monti si è aggravato. Allora, rispetto a tutto questo, far finta di non vedere o avere un'informazione inginocchiato intorno a questo professore, a me pare che sia un errore grave, tanto è vero che la maggioranza dei cittadini italiani, ormai oltre il 50%, non vuole neanche andare più a votare o vota la protesta. A questi io dico: protestare va bene fino al giorno delle elezioni, ma il giorno dopo rimarrebbe la stessa politica. Ecco perché io dico che ci vuole una legge elettorale che dia la possibilità ai cittadini di scegliere chi li deve governare e chi deve andare in Parlamento. Invece si sta facendo il tutto il possibile affinché dopo le elezioni nessuno ha vinto e torni il governo Monti. Vale a dire, ancora una volta, torna quello che porta al cimitero l'economia italiana. A proposito di legge elettorale, lei ha lanciato sul suo sito un appello a Napolitano, il Presidente della Repubblica. Batti un colpo, ha detto il Presidente della Repubblica, dica Presidente che la legge elettorale va fatta, lo dica formalmente, così si danno una mossa. Insomma, il senso era: nessuno la vuole veramente questa, tutti vogliono votare col Porcellum, PD compreso. Lei sa che in alcuni casi ho avuto delle divergenze con il Presidente della Repubblica, ma mai come in questo momento sono d'accordo con lui e con tutti gli appelli che ha fatto finora affinché si modifichi questa legge elettorale. Noi dell'Italia dei Valori, se permette, perché dell'Italia dei Valori molto si reclamizzano le intemperanze interne,
Vorrei ricordare che noi abbiamo fatto molti referendum e molte attività anche all'interno del Parlamento, 1.200.000 firme, un comitato referendario di cui faceva parte l'Italia dei Valori per cambiare la legge elettorale. Abbiamo fatto 2 referendum per fare in modo che l'acqua restasse pubblica e anche chi non aveva i soldi possa berla. Abbiamo fatto un referendum per evitare che le centrali nucleari si installassero in Italia. Come vede, c'è un'Italia dei Valori che fa fatti concreti. In Parlamento siamo gli unici che diamo una lettura diversa da quel che un sistema anomalo dell'ex maggioranza e dell'ex opposizione che si è messo insieme, che fuori dal Parlamento dice che nulla va bene, tanto è vero che manifestano pure contro le decisioni prese dal governo, ma dentro il Parlamento votano quelle stesse decisioni. È un'ipocrisia che qualcuno deve denunciare. Una grande ipocrisia, Di Pietro. Senta, sì. È un bene secondo lei che nel centro-sinistra abbia prevalso Bersani, il suo forse futuro alleato, lo è stato in passato, o era meglio che vincesse Renzi, che magari portava un rinnovamento più consistente, almeno nella teoria? Ma io riconosco che ci sia stato un momento democratico vero e sincero, e sotto questo aspetto riconosco, pur essendo io, conoscendo meglio Bersani perché ce l'avevo vicino a me quando ero al governo, lui è il ministro dello sviluppo economico e il ministro delle infrastrutture, e conoscendo il suo pragmatismo e quindi pur diciamo così, aspettandomi che potesse farcela, perché può farcela anche una linea politica più vicina alle fasce sociali più deboli, ho anche avuto, e posso dirlo tranquillamente, ho avuto rispetto per un Matteo Renzi che ha fatto una partita vera, reale, non è stato un gioco delle parti, è stato un confronto sincero che mette anche di fronte alle proprie responsabilità tutti i partiti. C'è bisogno di un ricambio generazionale della classe dirigente, ed io che ho fondato il Partito Italia dei Valori e proprio per questa ragione a partire dal 15 dicembre mi faccio promotore da solo all'interno del partito affinché una classe dirigente possa portare avanti questo partito con me a fianco, ma anche senza di me un giorno, perché lei sa, il Signore prima o poi ci chiama tutti. Questa è una notizia, Di Pietro, però lei intende farsi da parte, autorottamarsi? No, no, assolutamente. Io intendo costruire e ricostruire un partito politico che stia dalla parte dei cittadini e di cui io stia sopra la nave durante la tempesta, ma anche durante la bonaccia. Intendo dire, porto avanti la mia battaglia politica, ma farò in modo che come sto già facendo, affinché all'interno delle istituzioni si proceda anche a un ricambio generazionale. L'ha detto Bersani ancora ieri, ancora questa mattina, anche all'interno del suo partito egli ha bisogno di costruire il futuro e non solo di guardare al presente. E chi possono essere sto costruendo il futuro. Chi possono essere i nomi nuovi per il futuro della nazione? Quindi deve essere Bersani a governare, secondo lei? Beh, Bersani da solo non può governare, deve avvalersi di una maggioranza parlamentare che ha un'identità di programma. Ad oggi non lo sappiamo ancora qual è questa maggioranza parlamentare, e l'Italia dei Valori in bianco non firma alcun documento. Ha chiesto, e spero che ci sia un confronto al più presto, per valutare se c'è davvero un cambio di rotta rispetto al governo Monti. Per quanto riguarda la squadra di governo, è indubbio che deve essere insieme vi deve essere innovazione ed esperienza, perché io non ho mai visto una macchina camminare soltanto con chi si mette la prima volta alla guida o soltanto con chi ha tanta esperienza ma non c'ha più la forza. Con Casini lei ci starebbe? Con Casini nel centro-sinistra ci starebbe anche lei? Noi abbiamo fatto una scelta di campo, quello di costruire un modello riformista del Paese che vada oltre gli schematismi ideologici, e nel caso di specie a me pare che Casini abbia detto che con riferimento al suo partito intende andare da solo, quindi come l'ha detto anche Grillo, come l'hanno detto tante altre persone. Quindi continuare a dire con chi ti sposi è un po' un non senso. Io personalmente intendo sposarmi con quei cittadini che hanno visto nell'Italia dei Valori una formazione politica spesso denigrata proprio per la sua indipendenza, per la sua autonomia, per dire pane al pane e il vino al vino.
quando c'era da dirlo sulla questione della trattativa Stato-mafia, quando c'era da dirlo sulla questione della legge anticorruzione, quando c'era da dirlo sulla legge sulla stabilità, quando c'è da dirlo sulla difesa del mondo del lavoro, quando c'è da dirlo sui referendum che abbiamo fatto anche sulla legge elettorale. Cioè una forza politica positiva. A proposito di Grillo, Di Pietro, qualcuno ha detto, quando si è parlato di un avvicinamento Grillo-Di Pietro è stato un po' come un bacio della morte per Di Pietro, che è scomparso, è calato nei sondaggi. È così? Grillo vi fa male, vi svuota? O in realtà è un punto di riferimento ideale per voi? Ma guarda che il riferimento ideale per noi sono quei cittadini che ci votano e che hanno fiducia in noi, nonostante le cattiverie che dicono tutti i giorni su di noi. Io personalmente ritengo che quando una massa di cittadini, invece di prendere i forconi e fare la rivoluzione, si mettono insieme e partecipano democraticamente al voto, anche con un po' di proteste, siano da rispettare. Sta a vedere che adesso la colpa sia di quelli che votano il Movimento 5 Stelle o di chi li rappresentano, di quelli che hanno portato all'esasperazione i cittadini, tanto da protestare democraticamente presentandosi alle elezioni. Io e Grillo non stiamo insieme elettoralmente, ma io ho rispetto per quegli elettori che, non potendono più, invece che rinunciare al voto, vanno a votare un'alternativa. Per quanto mi riguarda, torno a ripetere, io personalmente l'alternativa so che bisogna costruirla anche rispettando le regole del gioco, e se le regole del gioco dicono che bisogna mettersi insieme a coloro con cui puoi costruire uno stesso programma, allora tanto farlo, perché altrimenti serve soltanto la protesta. La protesta un giorno dura, 2 giorni dura, 3 giorni stufa. Ma vi piacete, lei e Grillo, perché siete ambedue dei padri padroni? Questa è l'accusa che fanno a lei e che fanno anche a Grillo, di essere padri padroni dei rispettivi partiti. E questa è la simpatia che c'è reciproca? Ma guarda, torno a ripetere, ma secondo lei la colpa per quelle cose vanno male in questo paese è di un comico che fa politica o di tanti politici che fanno i comici? Ma smettiamola di ogni volta di criminalizzare chi non gli sta bene. All'interno del Parlamento l'Italia dei Valori è l'unica forza politica che fa opposizione, e all'interno del Parlamento tutti non ci vogliono ascoltare, perché vorrebbero che non ci fosse l'opposizione, vorrebbero che non ci fosse la democrazia nel nostro paese. Ma credo che invece questo sia importante farlo sapere. Oggi, mentre prima di venire qua, siamo stati in Parlamento per discutere come fare per rendere più vivibili le carceri. Sapete che nessuno ve lo racconta la sua televisione in questo momento, perché permette a me di dirlo. Hanno deciso di svuotare le carceri semplicemente dicendo che coloro che vengono condannati per reati fino a 4 anni non devono andare più in carcere. È troppo bello questo. Allora che cosa l'hai fatta a fare la legge penale, se poi dopo tutto questo lavoro che si fa, finalmente quando uno viene condannato non deve andare in carcere? Meglio è evidentemente depenalizzare quei reati per cui non c'è bisogno di andare in carcere, meglio è risocializzare quei detenuti che possono essere risocializzati, ma meglio è, se servono 100 posti letto, di fare 100 posti letto, invece che, siccome ce n'hai 80, 20 delinquenti li metti fuori. Allora, ma in Parlamento questo fanno, cioè ogni volta con un indulto, un'amnistia mascherata, oppure una leggina come quelle che stanno facendo adesso, fanno in modo che nel carcere ci possono stare quanto ne contiene il carcere, tenendo fuori magari quelli che sono delinquenti. Ci vorrebbe, Di Pietro... complimenti a lei che me l'ha permesso di raccontarlo. Ma naturalmente lo facciamo, lo abbiamo fatto e lo faremo sempre, Di Pietro. Ci mancherebbe. Infatti le sto dando i complimenti. Grazie. Ci vorrebbe un partito dei magistrati? All'orizzonte c'è quel movimento arancione con De Magistris, con Ingroia e chissà, forse con Di Pietro che si allea, o loro che si alleano a voi? Gli arancioni. Guarda, e non v'è dubbio che vi è una vasta area del paese. Io adesso devo stare attento a rispondere in Di Pietrese, perché qualcuno mi dice che è diventato politichese pure Di Pietro. Non v'è dubbio, e glielo dico in Di Pietrese, che c'è una vasta area del paese che ritiene che, rispettando le regole del gioco, tutti abbiano più possibilità o quantomeno le stesse possibilità degli altri. Se questo si chiama come ha detto lei, il partito dei magistrati, voglio dire, è meglio un partito dei magistrati che un partito dei delinquenti. Ma al di là della battuta, non è vero che c'è un partito dei magistrati, è vero che io, quando ho deciso di fare politica, avevo già lasciata da 2 anni la magistratura. È vero che ho candidato
De Magistris nel mio partito, ma è anche vero che egli appena eletto si è dimesso dalla magistratura, e per quanto mi riguarda io ritengo che quando uno fa il magistrato ha tutto il diritto di fare politica, ma se sceglie di fare politica, cioè il giocatore, non può tornare a fare l'arbitro. Questo è quel che penso io, questo è che ho applicato a me stesso, e per quanto mi risulta, se ci sono dei magistrati che fanno politica e tornano a fare la magistratura, certamente non è nel mio partito. Quindi su questo lei dice bisogna essere chiari, si può cambiare in un senso ma non tornare indietro. Forse qui servirebbe insomma anche una norma, no? Che stabilisse questo principio, che probabilmente è un principio di chiarezza, no? Però nessuno l'ha mai proposta, mi pare. Io personalmente non solo l'ho proposta, ma l'ho proposta insieme ad un'altra norma che fa parte di un disegno di legge che è depositato ma che naturalmente giace, perché come al solito i provvedimenti scomodi non si vogliono prendere, ma mi auguro che almeno una parte di essa domani il Consiglio di Ministri possa farlo proprio. Se lo farà diranno tutti il bene possibile, ma io voglio vedere il merito, cioè vale a dire la non candidabilità dei condannati. E benedetto il Signore, ci sono milioni e milioni di persone in questo Paese, per candidarsi almeno scegliamo che chi è stato condannato non si può candidare, come scegliamo che chi è condannato non può partecipare alle gare pubbliche di forniture e di servizi. Scegliamo insomma che può entrare nelle istituzioni chi non utilizza le istituzioni per commettere reati. Non mi sembra che si chieda la luna, io lo sto chiedendo da tempo con disegni di leggi, con referendum, con leggi di iniziativa popolare. Domani il Consiglio dei Ministri sembra che lo debba fare. Non vorrei che sia la solita, come si dice, foglia di fico con cui si dice i condannati definitivi con pena superiore a 4 anni. Ma chi è che viene condannato con pena superiore a 4 anni? Tra attenuanti generiche, attenuanti specifici, continuazione e quant'altro, io che ho fatto l'inchiesta a mani pulite, che ho messo sotto processo circa 2000 persone, la maggior parte dei quali pure condannati, a trovarne uno condannato oltre 4 anni non ce ne sta. Di Pietro, la vedo battagliero, le faccio fare però un passo indietro doveroso. Lei è stato molto criticato anche all'interno del suo movimento per quella famosa intervista a Report in cui appariva un po' evasivo nelle risposte. Allora, vogliamo chiarirlo quell'episodio? Era un Di Pietro in difficoltà quando era sul posto dell'imputato? Oppure non è andata così veramente la storia? Ce la chiarisco una volta per tutte, Di Pietro. No. Se io mi sono rivisto, io non mi sono piaciuto, perché quello fa il suo mestiere, ma se io avessi saputo di che cosa voleva parlare, andavo iperinformato e iperdocumentato, non sapevo di cosa parlare, e nell'ambito di un discorso per che è durato di Pietro molto tempo, la fermo, nell'intervista la si accusava di aver usato i soldi del partito per delle cose private, insomma, no? Giusto per chiarezza. No, devo dire per onestà che lei non ha mai detto questo, semmai i giorni successivi tutti hanno detto che io avevo 56 case, che io a un certo punto ho detto dove stanno queste case? Ne regalo un paio a qualcuno che me le trova. Ma al di là di questo, torno a ripetere, se sono stato io che per eccesso di fiducia non ho chiesto qual era l'argomento da trattare e quindi non ho avuto modo. Io in questo momento, se lei mi chiede cosa ho mangiato ieri sera, non me lo ricordo. Che ragionamenti sono questi? Perché? Perché sono focalizzato in un altro discorso. Stiamo parlando delle leggi elettorali, stiamo parlando di un argomento e non di un altro. Ma detto questo, torno a ripetere, neanch'io mi sono piaciuto, ma in 20 anni può capitare qualche volta che uno non è sulla parola, non è sul documento. Ma detto questo, se avessi saputo quale fosse stato l'argomento, avrei risposto come ho risposto in ogni sede. A proposito, lo ribadisco anche qui, quelli che hanno sostenuto un'attività impropria da parte mia sono anche stati condannati dalla magistratura per aver sostenuto una cosa del genere. Quindi carta canta. Carta canta. Abbiamo fatto chiarezza su questo episodio. Torniamo al futuro. Lei ha detto io starò con Bersani, ma solo se Bersani prende le distanze dalla politica di Monti. Ma Bersani vuole ancora Di Pietro o gli basta Donadi, ex Italia dei Valori, che adesso ha creato un suo movimento e che sta con Bersani e col centrosinistra dichiaratamente? Insomma, non è che rischia lei di rimanere fuori dal loro progetto, Bersani non la vuole più? Il mio obiettivo è essere coerente con l'impegno preso con gli elettori, che è quello di far quadrare i conti andando a prendere le entrate in un modo diverso
da come le ha prese il governo Monti adesso e il governo Berlusconi dopo, prima e dopo, scusate, ecco, vede, mi sono, come si dice, impappinato. Se lei taglia e cuce quel che ho detto adesso e me lo allega a un altro discorso, esce fuori un discorso diverso da quello che stiamo facendo. Allora, altra cosa è invece il fatto che Berlusconi, come si dice, Bersani ti vuole o non ti vuole. Bella sta cosa, ti vuole o non ti vuole. È un lapsus. No, è una battuta che non ci azzecca assolutamente niente. A mio avviso, tra Bersani e Berlusconi è come la notte e il giorno, quindi assolutamente non intendo fare alcun paragone di questo genere. Detto questo, torno a ripetere, sono io che devo essere coerente con gli elettori che mi hanno eletto e hanno scelto l'Italia dei Valori finora, e rispetto a quegli elettori voglio trovare non solo i capitoli di entrate diversi da quelli del governo Monti, ma anche i capitoli di uscita. Lo ripeto, mentre stiamo parlando, il tavolo della pace, Lotti, ha lanciato un appello a tutti i parlamentari, che io ho tradotto anche in un'interrogazione parlamentare e un apposito emendamento. Siamo in una situazione in cui si spendono soldi per comprare 130 aerei da combattimento che manco più gli americani vogliono, e non abbiamo i soldi per fare assistenza sociale ai profughi piuttosto che ai nostri cittadini che stanno in mezzo alle strade e non arrivano a fine mese. Vi pare giusto tutto questo? E a questo devo rispondere io, non a questo o a quell'altro leader. Questi altri leader, quelli che sono stati indicati ai cittadini per fare i leader, da che parte stanno? Io in questo caso sto col tavolo della pace. C'è il sì del Senato, lo diciamo in ultima ora, al maxi emendamento sui costi della politica, poi vedremo bene insomma in che cosa si tradurrà questi costi della politica di Pietro, poi si tagliano, nella sostanza sembra che non si taglino mai, e questo è il punto di partenza? Notizia che abbiamo appena dato. Le sto dicendo che mentre stiamo parlando, volontari dell'Italia dei Valori, orgogliosi di far parte dell'Italia dei Valori, stanno raccogliendo le firme per le strade e nei mercati per abrogare il finanziamento pubblico ai partiti e per abrogare il doppio stipendio ai parlamentari. Ecco, non basta, insomma, le dice quello che fa, qui bisogna andare con l'accetta, insomma, no? In Parlamento si discute, ma se non c'è la volontà popolare che gliele impone, non ci si riesce. Questi già le avevano raccolte una volta le firme, avevano già passato un referendum, dopo 20 anni l'hanno riproposto, noi lo vogliamo tagliare, dice perché? E perché il Padre nostro, come dice, non ci indurre in tentazione, ma liberici dal male, e così sia. Eliminiamo la tentazione e non se ne parla più. È preoccupato per l'emorragia comunque che il suo partito ha subito in queste ultime settimane. Torniamo lì. Perché Donati se n'è andato, sbattendo la porta? Non confondiamo gli eletti con gli elettori. Con la legge elettorale Porcellum gli eletti sono denominati pace all'anima loro e buon viaggio a chi è andato via, ma l'elettore vota il partito in relazione alla sua credibilità e soprattutto alla coerenza del programma che è a loro sottoposto, ed io a quegli elettori devo dire che quest'anno in Parlamento loro elettori, loro cittadini italiani, che nella maggior parte stanno dicendo che sono insoddisfatti per come stanno andando le cose, che non arrivano a fine mese, che non gli va bene la legge sul lavoro che stanno facendo, che non va bene come vengono spesi, come vengono incassati i soldi, a quelli devo dire l'Italia dei Valori in Parlamento tutto questo lo sta facendo in rappresentanza vostra. Molto chiaro. A 46 fiducie che il governo ha dato. Quindi che poi ci sia qualche eletto che ritiene di fare una strada diversa, di Pietro, perché andiamo a sentire. Senta con noi Wall Street, la campanella, l'apertura della borsa, eccolo in diretta, dichiariamo ufficialmente aperta con questo cappellone da cowboy la seduta di Wall Street, la seduta di oggi. Allora Antonio Di Pietro, stiamo sentendo, aspettiamo la campanella e poi torno da lei, l'applauso che la precede. Eccola qui, la campanella di Wall Street, la borsa americana apre con lo spread che è sceso in Monti. Avrei voluto farle tante altre domande, ma il nostro tempo è finito. Di Pietro, naturalmente torni da noi quando vuole, in bocca al lupo per le prossime tappe dell'Italia dei Valori, insomma, per quello che succederà. Grazie tante, insomma, per essere stato con noi e buona Grazie giornata. Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie. Allora restate su TGCOM24, ci sono tanti